Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sport City. Si gioca la quarta giornata della Serie A della Lega Calcio 8 in campo, schierate all'altezza del centrocampo Cotton Club in maglia nera a caccia della seconda vittoria stagionale dopo l'ultima firmata Zamperini, e nella parte destra del vostro teleschermo Alitalia in maglia verde. Nella zona media della classifica con 5 e 4 punti Cotton Club, che va subito alla conclusione verso lo specchio della porta. Arriva la prima parata di Calcaro al primo secondo dell'incontro. E uomini in barriera per l'Alitalia, il pallone al centro, arriva lo stacco di testa, 1-0 all'Italia Calcio al settimo minuto di gara, segnato con la maglia numero 20 Alessandro Del Genio, lasciato completamente da solo in mezzo all'area di rigore, non può sbagliare. 1-0 all'Italia. Conti, scavetto in direzione dei giocatori in avanti, fischio arbitrale del direttore di gara, fallo in favore del Cotton. Questa è la posizione di Artistico. Arriva l'ok del direttore di gara, parte Artistico con il sinistro, forte ma centrale. Calcaro mette in corner. Si aspetta che Gimelli si riposizioni, poi Conti sbaglia l'appoggio con la testa. All'Italia pericolosa in avanti, Santarelli nega il gol all'Italia Calcio con un ottimo intervento. Lo ha commesso Michael De Michele. Cichella sbaglia l'appoggio, regala il pallone all'Italia Calcio, che può ripartire ancora con Del Genio Alessandro, che prova a fare la doppietta. Ha provato il pallonetto troppo alto e lungo. Zamperini fuori dal suo ruolo, pallone in avanti per Forcina, che prova a girarsi, messa giù, regolare ancora il contatto per il direttore di gara. Allora contropiede per l'Italia, esce a gambe unite Artistico e viene anche ammonito il numero 10. Agri, te prego, non buttiamo la partita, te prego. Rimani dietro. Tozzo, ancora Barbarella. Sul secondo palo Mario Artistico. Barbarella va con il sinistro, Calcaro con i piedi. Al terreno di gara, Barbarella, pallone per Matozzo. Matozzo entra in area di rigore. Tocca l'estremo difensore, pallone che entra ugualmente in rete. Ci pensa il numero 22 a portare in equilibrio la sfida e poi si appresta a portare velocemente il pallone sul cerchio di centrocampo. 1-1. Questa volta va dalla bandierina Matozzo con il sinistro morbido, in mezzo Zamperini, colpisce in pieno la traversa. Contropiede all'Italia Calcio, sulla destra saltato Sabatini, il sinistro sotto le gambe di Santarelli. 2-1 dell'Italia Calcio a 8, che si riporta in vantaggio dopo che Zamperini aveva colpito la traversa pochi istanti fa. Quindi all'Italia che si riporta in avanti. Pallone centrale per Barbarella, che ha un po' di spazio, può girarsi, non va con il sinistro, allarga benissimo per Artistico, che poi va con la rovesciata. Lo sappiamo, nelle sue corde. Questa volta troppo facile la presa per Calcaro. Rimessa laterale, battuta all'interno dell'area di rigore. Si gira Artistico con il sinistro dopo che il pallone è passato nelle vicinanze di Barbarella. Non ha perdonato il numero 10 Mario Artistico alla sua prima presenza qui con il Cotton Club quest'anno. Piccheri con la maglia numero 5. Artistico prova ad andarsene, sgomita con il braccio destro Mirko De Francesco, calcio di punizione, e arriva anche il cartellino giallo per il numero 33. Cartellino rosso quindi per Mirko De Francesco, doppia ammonizione per il numero 33 dell'Italia Calcio a 8. Sul pallone verso Conti, poi Zamperini addirittura con la girata. Può ripartire l'Italia Calcio a 8, c'è velocissimo Del Genio sulla sinistra. Eccolo proprio Del Genio, va con il sinistro. Ha fatto proseguire il direttore di gara, ma c'è stato un fallo. Arriva il cartellino giallo per Piccheri, che ha provato a fermare il contropiede degli avversari. Zamperini, elegante come al solito con lo stop, poi va con il sinistro. Ci ha riprovato ancora il capitano. Questa volta gli ha negato il gol Calcaro. Maglia nera.
E arriva anche il cartellino giallo per proteste per Barbarella, il quinto della sfida quindi. Sulla sinistra, Artistico, va con il mancino, salva tutto Calcaro. La seconda frazione di gara, ancora il risultato fermo sul 2-0. Cichella ha l'opportunità di andare con il destro, non c'entra lo specchio. Sinistro verso Forcina che si gira, ancora Forcina, viene atterrato al limite dell'area di rigore. Fischio arbitrale, calcio di punizione in favore del Cotton Club sulla protezione di Forcina. Nolano e Artistico sul pallone. 4 uomini in barriera per Calcaro, occasione d'oro per il Cotton Club, parte Artistico con il sinistro contro la barriera, poi Zamperini va con il mancino, calcia malissimo. Piccheri cerca di tenere vivo il pallone, triplice fischio del direttore di gara, la quarta giornata della Lega Calcio a 8. Si chiude con un pareggio tra Cotton Club e l'Italia Calcio che era in vantaggio, Cotton che ha ritrovato il pari con la rete di Mario Artistico.